Questa è un'opera che ho eseguito nel 2014, un'opera che è stata esposta in una mostra anche col maestro Zigaina ed è un omaggio alla sua pittura. In quegli anni 2015, 14-15, ho fatto uno studio sulla forma del quadrato, sulla misura aurea, e difatti questo quadro si chiama Libertas Quadratorum, i quadrati liberi. Sono questi quadrati che volano, chiamiamo così, su un campo molto caro appunto a Zigaina. Un campo che lui guardava a volo d'uccello ogni volta che dipingeva i paesaggi che davano sulla marina, la marina di Grado. Quindi è un recupero, chiamiamo, di forma, ma di una forma costruttiva appunto, dicevo, dalla misura aurea, che ha un numero fisso e i suoi multipli, e anche con la misura di Fibonacci, che aveva una sua numerazione. Quindi c'è un rapporto aureo, un rapporto di forme che fanno parte dell'universo, come è appunto tutte queste misure così precise, ancora adottate già dal 1500.